Eder. Mech. Pallister. C'è una lapide che dice una cosa e un fascicolo che ne suggerisce un'altra. E nel mezzo ci sta Trieste, 4 anni dopo, ancora ferma davanti allo stesso paradosso. Liliana Resinovic in questa storia sembra essere morta 2 volte. La prima volta, se si segue l'ipotesi oggi considerata più solida da una parte degli accertamenti, sarebbe la mattina di martedì 14 dicembre 2021, il giorno in cui scompare. La seconda volta, per il mondo esterno, per la città e per il calendario scolpito sul marmo, è la sera di mercoledì 5 gennaio 2022, quando il suo corpo viene trovato nel parco dell'ex ospedale psichiatrico. Ed è qui che la vicenda si fa quasi crudele nella sua geometria. La data ufficiale della memoria pubblica è quella del ritrovamento, non quella della morte. Però nel frattempo la tomba è pure diventata vuota, perché i resti sono stati esumati per nuove analisi. Anche questo è un simbolo, involontario ma perfetto. Perfino il luogo della pace definitiva resta in stand-by, come il caso. Al punto in cui siamo oggi, 5 gennaio 2026, una verità giudiziaria ancora non c'è. C'è però un quadro che nel tempo si è spostato, e parecchio. All'inizio l'andamento era quello tipico dei casi che sembrano già scritti. Un corpo trovato in condizioni che fanno pensare a un gesto volontario, una prima lettura medico-legale che colloca la morte poco prima del rinvenimento, e una traiettoria investigativa che tende verso il suicidio. Poi però le tessere hanno iniziato a cambiare colore una dopo l'altra, fino a ribaltare il tavolo. La consulenza medico-legale successiva, attribuita al team guidato da Cristina Cattaneo, colloca la morte nel giorno della scomparsa e parla di omicidio, con l'idea che il corpo non sia mai stato spostato dal boschetto dell'ex op. Se così fosse, quella donna non sarebbe comparsa e poi ricomparsa. Sarebbe stata uccisa e lasciata lì, dentro un contesto che qualcuno avrebbe voluto trasformare in un finale diverso. Questo scarto di narrazione è anche lo scarto che ha spaccato l'opinione pubblica. Innocentisti e colpevolisti, tifoserie in curva, con una differenza sostanziale rispetto alle partite normali. Qui non si gioca su un rigore dubbio, ma su una mancanza di prove definitive che continua a lasciare spazio a qualunque lettura e quindi a qualunque certezza urlata. Sul piano giudiziario intanto un punto fermo c'è. Sebastiano Visintin, marito di Liliana, risulta indagato per omicidio e da sempre si proclama innocente. E attorno a questa iscrizione ruota un balletto mediatico che negli anni ha preso forza, con duelli a distanza e scontri di versione, soprattutto con Claudio Sterpin, l'uomo che si è presentato come legato sentimentalmente a Liliana e che ha sostenuto che lei volesse rifarsi una vita. Per capire come si è arrivati fin qui bisogna tornare, senza romanticismi, alle carte e alle frasi che pesano come macigni, proprio perché sono scritte in modo secco. C'è un appunto a penna del medico legale Fulvio Costantinides, vergato la sera del 5 gennaio 2022. Annota di aver constatato il decesso nel comprensorio dell'ex op in un'area boschiva e che le cause della morte sono da accertare. È una riga che fotografa un momento. Lì la storia è ancora tutta da decifrare e il come è un buco nero. Poi arrivano i verbali del ritrovamento e i dettagli diventano inevitabilmente materia grezza per qualunque ipotesi. La posizione del corpo viene descritta con precisione. A terra, in posizione fetale, appoggiata sul lato sinistro, con la schiena quasi parallela a un lato della recinzione. E soprattutto l'elemento che, da solo, ha costruito mezzo immaginario collettivo del caso. La parte superiore del busto infilata in un sacco nero per immondizia e anche la parte inferiore dentro un sacco analogo fino all'altezza del bacino. Sono immagini che non stanno mai ferme, perché ogni volta che le rileggi ti chiedi la stessa cosa. È davvero lo scenario di un gesto volontario o è il modo in cui qualcuno ha provato a confezionare una scena? Nel verbale c'è anche un'osservazione che suona banale, ma in realtà è esplosiva. Prato e sentiero di accesso non presentavano importanti calpesti né segni evidenti che facessero pensare al passaggio contemporaneo di più persone. In pratica non c'era l'impronta grossa del caos. Il che può voler dire molte cose, e infatti negli anni ha voluto dire tutto e il contrario di tutto. Per chi propende per l'omicidio, quella pulizia diventa compatibile con un delitto vicino, rapido, magari compiuto da una sola persona o da poche persone con attenzione.
Per chi difende altre letture, può essere semplicemente l'effetto di un'area che non è stata attraversata come un corridoio di stazione. In parallelo c'è l'altro binario, quello delle prime ore e delle prime dichiarazioni. La mattina del 5 gennaio, intorno alle 10, Claudio Sterpin si presenta in questura. Porta un elemento che nel racconto del caso è diventato ricorrente, la testimonianza di una fruttivendola, Iva, che avrebbe detto di aver visto Liliana la mattina del 14 dicembre verso le 8:30. Da lì Sterpin immagina i possibili percorsi: autobus, un passaggio offerto da qualcuno, oppure a piedi verso la zona dell'ex manicomio, una camminata relativamente breve. Sterpin aggiunge anche un dettaglio psicologico, parla di Liliana turbata quella mattina e collega questa impressione a un filmato visto in televisione e ricevuto anche via WhatsApp, che la riprenderebbe alla cena del giorno prima della scomparsa. La descrive tesa, con la testa bassa, con uno sguardo preoccupato, una descrizione che richiama quella attribuita alla testimone, e propone una spiegazione. Liliana avrebbe potuto accennare al marito del legame con lui, e quella tensione sarebbe il riflesso di un terremoto domestico già iniziato. A quel punto entrano in scena anche i messaggi, e qui il caso fa un altro salto, perché dalla cronaca passa alla microchirurgia dei dettagli. La polizia chiede a Sterpin, per 2 volte, che cosa intendesse con 2 messaggi inviati quella mattina in dialetto in cui lui chiede un segnale, una notizia qualsiasi. La risposta di Sterpin, per come viene riportata, è una traduzione emotiva. Si aspettava che Liliana potesse cambiare idea, che potesse ripensare al progetto di lasciare il marito. In altre parole, un rapporto in bilico, con un progetto di rottura sullo sfondo. Ed è proprio sullo sfondo emotivo che, per un periodo, si innesta l'ipotesi del suicidio. L'interpretazione era che lo stato di tensione potesse aver portato Liliana a un gesto estremo, tanto che l'allora procuratore Antonio De Nicolo arriva a chiedere l'archiviazione. Ma il giudice per le indagini preliminari respinge la richiesta e chiede una serie di approfondimenti, 25, a dimostrazione che quel quadro lineare non convinceva abbastanza, neppure dentro il perimetro istituzionale. Da lì in poi il caso cambia assetto, nuove consulenze, nuove analisi e soprattutto quel passaggio chiave della consulenza Cattaneo, indicata come svolta perché non parla più di un decesso avvenuto pochi giorni prima del ritrovamento, bensì colloca la morte il giorno stesso della scomparsa e la qualifica come omicidio consumato nel boschetto dell'ex-op, senza spostamenti successivi del corpo. Se questo impianto regge, allora la lapide racconta solo l'ultima pagina, non la pagina decisiva. E tutto ciò che è successo tra il 14 dicembre e il 5 gennaio diventa un tempo sospeso in cui la città cercava una persona che, secondo quella ricostruzione, non c'era più. Resta però il grande macigno che tiene insieme ogni discussione seria, la mancanza di prove definitive, quel pezzo che chiude davvero i casi e che qui continua a non incastrarsi. È anche per questo che l'Italia si è divisa e che ogni nuova notizia sembra sempre la promessa di una svolta e insieme il rischio di un altro giro a vuoto. Nel frattempo, le indagini non sono affatto finite. Sono in corso nuove analisi e viene segnalata una richiesta di proroga che sposta le risposte a marzo. Ancora una volta, il caso Resinovic resta quello che è da 4 anni. Un giallo che si regge su date, dettagli minuti, frammenti di relazioni e un finale che continua a non diventare sentenza. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.